Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo un'economia locale e rispetto l'ambiente. E oggi siamo all'interno dell'Istituto Comprensivo di Acquedolci perché anche questa scuola ha aderito al progetto Mangio Bio Siciliano, una scuola molto attiva, una scuola molto colorata. Vediamo subito all'interno che ci accolgono diversi murales. Buongiorno a tutti, sì, abbiamo realizzato questi murales nell'arco di questi 3 anni per avvicinare i ragazzi a scuola subito dopo il periodo della pandemia. Abbiamo realizzato questo progetto che si intitola Abbelliamo la nostra scuola. Qui hanno aderito i genitori, gli alunni, i docenti e i collaboratori scolastici. I murales che vedete qua in modo particolare sono stati realizzati soltanto da 2 collaboratori scolastici della nostra scuola, Campisi e Antonello Perrone, proprio perché noi abbiamo in mente un'idea di benessere ad ampio raggio nella scuola, che comincia a partire dalla bellezza dei luoghi. L'ambiente fa parte del processo di apprendimento anche al pari di tutte le altre cose, e quindi educhiamo al benessere, a stare bene a scuola, a vivere in un ambiente colorato e divertente. Il benessere continua poi con una sana e corretta alimentazione. Proprio per questo avete deciso di partecipare al progetto Mangio Bio Siciliano e qui all'interno di questa scuola portate avanti anche la mensa scolastica. Esattamente, questa è una scuola primaria che ha il tempo pieno. Nel tempo pieno è prevista la mensa, che non è soltanto l'occasione per soddisfare un bisogno nutrizionale del bambino, ma è un'attività didattica educativa che promuove la socializzazione, ma anche l'acquisizione di corretti e sani abitudini alimentari che iniziano dall'infanzia e poi vengono via via acquisiti e portati durante tutto l'arco della vita, anche per scongiurare quelle che sono le patologie cronico-degenerative che una cattiva alimentazione può determinarne appunto il rischio. Avete scelto un menù particolare per gli alunni? Sì, abbiamo praticamente aderito, grazie anche all'amministrazione comunale, all'acquisizione di tabelle dietetiche alimentari variegate che permettono agli alunni di acquisire, di mangiare cibi vari ma che contengono tutti i nutrienti. Oggi entreremo direttamente dentro la mensa? Assolutamente, i bambini vi aspettano. La mensa è un momento, come vi ho detto prima, educativo per gli alunni, perché hanno l'occasione di socializzare tra di loro, oltre che quello naturalmente di mangiare, e anche gli insegnanti hanno l'occasione di utilizzare la mensa come uno strumento educativo, cioè la mensa diventa l'occasione per stabilire delle relazioni empatiche, maggiormente rispetto a quanto si possa realizzare all'interno di un'aula scolastica durante l'attività ordinaria. A pranzo cosa mangiate a casa normalmente? Avete fame dopo aver mangiato il panino con i salumi? Sì? E cosa mangiate a pranzo? Pasta con? Legumi, bravissimo. Verdure, broccoli che sono della stagione, bravissima. Quindi partiamo dal presupposto che la colazione è fondamentale. Alla base della piramide quali alimenti avete inserito? I carboidrati. Dove sono contenute le vitamine? In quali alimenti? Principalmente? Ma siete bravissimi, avete degli insegnanti veramente preparati, bravi. Quindi frutta e verdura, vitamine e sali minerali che sono utili e fondamentali per crescere in maniera sana, senza avere tutte quelle malattie di cui si parla tanto. Qua abbiamo la dottoressa che mamma mia quante ne vede, quindi dobbiamo stare attenti, no? Quindi è importante frutta, verdura, l'acqua. La bevete l'acqua? Sì. Quanta ne bevete ogni giorno?
1 litro, almeno 1 litro, bravi, bravissimi. E poi fare anche attività fisica. Fate sport o qualcosa in particolare? Cosa? Ginnastica artistica, wow, bello. Quindi lo sport è fondamentale. Poi le cose che non devono mancare mai sono i carboidrati, come avete detto, quindi la pasta, il pane, anche le patate, il riso, altri cereali, la carne e il pesce, che invece contengono cosa, lo sapete? Anche grassi e proteine che servono a farci crescere, no? Soprattutto le proteine sono i mattoncini che formano i muscoli e poi anche l'apparato scheletrico, le ossa, quindi sono importanti insieme a tutti gli altri alimenti. E poi ogni tanto ci possiamo concedere anche il dolce, una volta alla settimana, la domenica per esempio, giusto? L'unica cosa che dobbiamo invece cambiare come abitudine è intanto fare sempre la colazione, che è il pasto più importante della giornata. E durante lo spuntino magari alterniamo, facciamo un giorno lo yogurt, un giorno la frutta, un giorno il pane con l'olio, quindi il pane con i salumi tutti i giorni no, perché i salumi contengono delle sostanze che non sono tanto utili per crescere in maniera sana. Ci sono tanti grassi, ma non solo, grassi che non sono poi tanto buoni, grassi saturi si chiamano, e poi invece ci sono sali, coloranti, conservanti, quindi delle sostanze che danno molto sapore a questi alimenti, ai salumi, però che tanto bene non ci fanno. Chi di voi per esempio ha mai visto il mercatino del contadino? Non so se qui ad Acquedolci lo fanno, però sicuramente avrete mai visto un orto? Sì, avete dei nonni, dei genitori che ancora fanno l'orto? Conoscete le aziende che per esempio producono degli alimenti senza aggiunta di pesticidi chimici, di queste sostanze che poi insomma li rendono belli, gli alimenti, soprattutto la frutta? Avete mai visto, non so, al supermercato dal fruttivendolo le melanzane, i peperoni, i pomodori belli grossi, lucidi? Ecco, quando noi li troviamo nella stagione giusta, quelli non sono trattati, sono buoni da mangiare. Quando invece li troviamo al supermercato, dal fruttivendolo in altre stagioni, come per esempio in inverno, quelli non sono poi tanto sani. E allora gli alimenti, per essere sani e per far bene al nostro corpicino, al nostro organismo, devono essere intanto della stagione di appartenenza. I pomodori in quale stagione si producono? In estate. Le fragole? Primavera, estate. Okay. E quando invece noi li troviamo in queste stagioni che non sono le loro? Non fanno bene, ma non sappiamo neanche da dove provengono, come sono trattati, quindi dobbiamo stare molto attenti.
per far sì che questi alimenti siano davvero sani esiste una legge che è quella del biologico. Questa legge garantisce salute, cioè ci permette di mangiare degli alimenti sani che sono controllati, ok? E ci sono delle aziende che effettivamente producono alimenti biologici, cioè stanno attenti a dargli soltanto l'acqua, a produrli in quella stagione, ad utilizzare dei concimi che non sono chimici, che sono naturali. Questo ci garantisce salute, ci garantisce che quell'alimento non sia trattato con queste sostanze chimiche nocive alla nostra salute. Quindi biologico cosa significa? Alimento sano. Nell'ambito del progetto Mangio Bio Siciliano oggi abbiamo incontrato gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Acquedolci. Abbiamo parlato loro dei prodotti biologici, dei prodotti a chilometro zero. Abbiamo parlato loro dei prodotti biologici, prodotti che sicuramente ci danno maggiore sicurezza e tutelano quindi la nostra salute. Fra l'altro un nuovo studio proprio recentissimo che è stato pubblicato dall'Università di Harvard nel 2022 e che ha proposto l'utilizzo di alimenti biologici a più di 120.000 utenti ci dà come indirizzo quello dell'utilizzo dei prodotti biologici soprattutto quando si hanno problemi di salute. Quindi facciamo prevenzione primaria con i più piccoli, ma in termini di prevenzione secondaria e anche terziaria è stato dimostrato che l'utilizzo dei prodotti biologici anche in malattie importanti come quelle degenerative, quindi parliamo dei tumori, ci dà la possibilità di avere un'aspettativa di vita migliore e chiaramente anche le cure aderiscono in maniera più efficace. Dirigente, abbiamo raggiunto i locali mensa? Sì, ecco, questi sono i locali della mensa della scuola di Acquedolci e qui abbiamo delle valide rappresentanti di questo spazio. Innanzitutto l'assessore al comune di Acquedolci che proprio si occupa della gestione della mensa. Assessore, questa è una mensa che l'amministrazione comunale ha voluto fortemente già da diversi anni. Sì, la mensa da quando noi siamo amministrazione attiva è stata sempre un servizio che ha avuto priorità. Quindi i bambini e tutto ciò che riguarda il mondo della scuola per l'amministrazione ha avuto sempre da parte dell'amministrazione un occhio di riguardo. Noi vogliamo vantarci nel nostro piccolo di avere una gestione diretta per quello che riguarda la scuola materna e la scuola elementare. Gestione diretta significa che i cibi vengono cucinati in loco e attraverso il nostro personale che per noi è imprescindibile, che ringraziamo ogni giorno perché c'è un sacrificio immenso in quanto l'utenza è elevata. Per essere un piccolo comune noi contiamo oltre i 200 pasti al giorno.
Abbiamo voluto fare un cambio della tabella già al primo mandato, recependo tutte quelle che erano le necessità dei nostri bambini attraverso la voce poi dei rappresentanti di classe. Prima il pasto era unico, che ovviamente comprendeva tutto il fabbisogno calorico giornaliero relativo alle fasce d'età, però poi ci siamo voluti spingere oltre, abbiamo recepito positivamente una proposta che ci veniva direttamente dall'ASP e ci siamo rivolti al Dipartimento di Prevenzione, nello specifico al personale del SIAN, che è il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Abbiamo cambiato ulteriormente la tabella, adesso il pasto è differenziato, abbiamo il primo, il secondo, la frutta, il contorno, quindi è molto variegato. Sono 4 settimane per 2 menù stagionali e ovviamente anche l'impegno lavorativo da parte del nostro personale è diventato importante. Vorrei anche aggiungere che da quando c'è l'amministrazione Riolo anche i bambini celiaci, che non sono dei bambini diversi, hanno avuto l'opportunità di poter mangiare a mensa con i loro compagni. Hanno ovviamente un menù che è speculare a quello dei bambini non celiaci, che però prevede l'assenza di glutine. Un'altra novità che abbiamo apportato in collaborazione con la scuola, che ha sempre caldeggiato la possibilità di avere il tempo pieno, e il tempo pieno, come sappiamo, è vincolato alla erogazione del servizio mensa, è stato quello di attivare il servizio anche per le scuole medie. Alle scuole medie non abbiamo l'opportunità di avere una cucina come quella che abbiamo qua, però abbiamo fatto una gara, è stata aggiudicata da una ditta del paese e quindi il cibo arriva comunque con tutte le caratteristiche e i criteri che servono, quindi affinché loro possano avere un pasto caldo. Loro sono un punto cardine, come le dicevo, perché appunto cucinano in loco ogni giorno, dal lunedì al venerdì, e sono il fulcro di questa mensa, perché altrimenti non si potrebbe espletare, a meno che non si faccia una gara all'esterno, però noi vogliamo cercare di mantenere questo target. Conosciamoli, i vostri nomi? Maria Catena. Mariella Vitanza. Di cosa vi occupate nello specifico? Allora, noi un po' di tutto, cioè si inizia la mattina alle 9, arriviamo qua alle 9, quindi arriva quello che porta la spesa, quindi dallo scaricare la spesa, sistemarla e poi preparare i tavoli, apparecchiarli, cucinare il primo, lavare la frutta, cucinare il secondo. Se ci sono le verdure, dico che poi quest'anno proprio a base di tantissime verdure, un menù ricchissimo di verdure, quindi diciamo che facciamo un passato di verdure con oltre 10-12 tipi di verdure, tra cui la zucca, tutte queste cose, quindi pulirle, lessarle, poi che ne so, i broccoletti gratinati al forno. È un lavoro diciamo molto impegnativo, però devo dire che i bambini hanno risposto bene quest'anno, all'inizio un pochino meno perché non erano abituati, ora mangiano tranquillamente. C'è tanto lavoro dietro, ma poi c'è anche la soddisfazione di vedere questi bambini soddisfatti. C'è tantissima soddisfazione ovviamente. Quando ci chiamano. E poi guardi qua, che bello, cioè proprio ecco, lavoriamo veramente con grande piacere. I bambini rispondono bene comunque a questo nuovo menù e per noi è una grossissima soddisfazione, per noi, per il comune, penso per tutta la comunità, perché comunque avere la mensa qua in loco non è da tutti. Qual è il menù di oggi? Oggi pasta, pennette con la salsa, pollo al forno con patate e poi la frutta che varia da giorno a giorno. Oggi ci sono le mele. Sì. Bene, Assessore, vediamo che quindi tutto funziona a dovere. Sì, io ci tengo anche a precisare che tutto ciò che parte dall'amministrazione è frutto, espressione del lavoro anche dei nostri uffici. Qui avete visto proprio la manodopera in azione, però abbiamo anche l'ufficio servizi scolastici e la nostra dirigente Daria che si impegnano per effettuare tutti i processi burocratici che poi ci portano all'espletamento del servizio, che non è cosa da poco. Noi per avviare la mensa e per farla partire puntuale significa col primo giorno di tempo pieno, quindi levando un onere a carico delle famiglie perché ci sono genitori che lavorano, ci mettiamo a lavorare già da maggio-giugno, quindi per farle capire che l'impegno è massimale. Poi quest'anno all'inizio, come dicevano le nostre dipendenti, è stato un po' complesso, però sempre con un atteggiamento propositivo soprattutto da parte dei genitori, far aderire i bambini al nuovo menù che, come dicevamo, è ricchissimo di frutta e verdura grazie appunto all'ASP che ci ha fornito una tabella secondo me invidiabile, e ci tengo anche a porre l'accento sulla standardizzazione della tabella. Noi abbiamo voluto
voluto aderire al progetto proprio perché nell'ottica di uniformare la tabella in tutti i comuni della provincia non si potesse più dire in quel comune si mangia una cosa piuttosto che un'altra, l'erba del vicino è sempre più verde, per riprendere un detto, quindi stiamo cercando, ecco, di dare sempre qualcosa in più. Possiamo sempre migliorare, per carità, però sicuramente l'intenzione nostra è quella di tutelare questo aspetto, perché io lo dico principalmente da medico, dal cibo, dalla buona alimentazione deriva un'aspettativa di vita migliore, la buona salute e sicuramente ci possiamo allontanare dal rischio, è ovvio che è comunque tutto relativo, però dal rischio di alcune patologie importanti. Magari per il futuro c'è l'obiettivo di migliorare, come dice lei, sempre di più il servizio mensa, magari guardando anche a prodotti del territorio, sempre più prodotti a chilometro zero quando è possibile, e magari prodotti biologici. Certo, l'importante è appunto aderire secondo le nostre indicazioni dal punto di vista proprio amministrativo. È ovvio che questo è il primo anno di gestione con la nuova tabella, quindi ci siamo dovuti calibrare e ripeto, però devo dire che non ci sono stati grossi problemi e abbiamo dovuto far concepire anche ai bambini una tabella del tutto nuova che forse è distante dalle abitudini alimentari che possono avere talvolta, non tutti, i più piccoli, che sono più ghiotti di alcuni alimenti piuttosto che di altri. Certo, quello che dice lei sicuramente sarebbe un obiettivo ancora più ottimale da raggiungere, perché il prodotto a chilometro zero è un prodotto salutare, un prodotto che ci garantisce delle proprietà organolettiche di inestimabile valore, questo senz'altro. Ci proveremo. Buongiorno bimbi, siete contenti di essere a mensa? Come si mangia? Mangiate tutto quello che c'è di solito? Anche le verdure? Qualche volta. Però sapete che le verdure e la frutta sono fondamentali, fanno bene all'organismo perché ci permettono di crescere sani, di crescere bene, di non avere malattie. Sapete cosa contengono la frutta e la verdura? Bravissimo, acqua, sali minerali e vitamine, e sono fondamentali perché sono delle sostanze utili proprio per farci crescere bene. Noi abbiamo fatto la piramide alimentare. Bravissimo, la piramide alimentare. E nella piramide alimentare cosa c'è alla base? L'acqua, la frutta, la verdura, perfetto. Alla seconda pane. Pane, pasta. Quindi i carboidrati. E poi invece salendo cosa c'è? Abbiamo le proteine. Le proteine, la carne, il pesce. Pesce, formaggio. Formaggi, uova, bravissimi, siete tutti bravissimi. E in cima invece qualcosa che dobbiamo consumare con moderazione? I grassi, i fritti e i dolci. Bravissimi. Quindi bisogna consumarli con moderazione, senza esagerare con le quantità e con la frequenza. Quindi che ne so, la pizza una volta alla settimana, il dolce magari la domenica, no? Il menù di questa mensa è buono oppure no? Siete contenti? Sì. E vi piacciono anche tutte le verdure che sono state inserite? Sì. Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo un'economia locale e rispetto l'ambiente.
siamo entrati anche nella mensa scolastica, vediamo che è una mensa gestita bene dove i prodotti vengono cucinati in loco, questo è molto importante. Questa è una grandissima fortuna perché avere all'interno dei plessi scolastici o comunque all'interno dei comuni la cucina in loco ci permette di avere dei prodotti a chilometro zero che non sono chiaramente trattati e che mantengono le loro caratteristiche sia organolettiche che nutrizionali, quindi più apprezzate dai bambini, anche dagli adulti e sicuramente più sani. Anche in questo caso questa scuola adotta un menù stagionale. Ecco un punto di forza per un buon menù scolastico. Il comune di Acquedolci è uno dei comuni che ha aderito al menù della mensa ufficiale dell'Aspe di Messina, che prevede chiaramente una maggiore adesione alla dieta mediterranea utilizzando i prodotti della dieta tradizionale siciliana. Quindi un menù creato su 4 stagioni, primavera, estate, autunno e inverno, un menù che risponde a tutte le indicazioni ministeriali anche dei LARN, quindi con le quantità adeguate in base alla fascia d'età, con gli alimenti che sono rigorosamente locali, freschi e stagionali, ma biologici, controllati, perché noi per garantire maggiore sicurezza nutrizionale dobbiamo chiaramente basarci su aziende che garantiscano appunto salute e quindi prodotti assolutamente biologici. Questo ci dà l'opportunità di far mangiare ai bambini tutti diciamo allo stesso modo, che siano di Messina o di Acquedolci o di Mistretta, ma ci dà la possibilità di fare una seria prevenzione nutrizionale. Quando si parla di corretta alimentazione, anche nei più piccoli bisogna sempre inserire le verdure di stagione di ogni tipo. Assolutamente sì, le verdure e la frutta stanno alla base della nostra piramide alimentare della dieta mediterranea, stanno alla base e devono stare alla base della nostra alimentazione quotidiana perché ci permettono di ottenere il cosiddetto punteggio ORAC, cioè il punteggio di antiossidanti, quindi questa frutta fresca, colorata soprattutto, punteggio di antiossidanti che ci permette appunto di fare prevenzione e di stare in salute, di mantenere un equilibrio anche osmotico rispetto all'introduzione di liquidi e di sali minerali, ma soprattutto di ottenere, di guadagnare salute attraverso l'utilizzo di frutta e verdura che contengono vitamine e sali minerali che sono fondamentali per la crescita dei bambini, quindi non possiamo assolutamente esimerci dall'utilizzo del consumo di questi alimenti di origine vegetale, soprattutto in tenera età. Quindi bisogna già da piccoli abituare il bambino a consumare verdura, magari prendendo dei piccoli accorgimenti nella preparazione dei piatti. Io dico sempre ancora da prima, perché quando una donna decide di avere una gravidanza ha una grossa responsabilità, quindi l'alimentazione in gravidanza ha già delle caratteristiche, delle indicazioni nutrizionali particolari da dover seguire e quindi anche lì la frutta e la verdura, sebbene ben lavata, non deve assolutamente mancare. Dallo svezzamento, divezzamento o svezzamento autonomo, come insomma libero, come si chiama adesso, è importante l'utilizzo di questi alimenti, il consumo di questi alimenti di origine vegetale, proprio per fare prevenzione e per far sì che non ci siano delle mancanze dal punto di vista nutrizionale. Quanto è importante inserire nell'alimentazione la frutta secca, mandorle, nocciole? Il nostro territorio è ricco anche di questi prodotti. Il nostro territorio è ricchissimo di frutta secca e anche questa è stata inserita chiaramente come prerogativa della dieta mediterranea, della dieta tradizionale siciliana, quindi nocciole, mandorle, noci, ma anche pistacchi, acidi oleici, acidi monoinsaturi importantissimi perché insieme all'olio extravergine di oliva, che è il re della dieta mediterranea, ma insieme anche al pesce azzurro, ci permettono di eliminare le tossine in eccesso e di mantenere sano soprattutto l'apparato cardiocircolatorio. Il nostro viaggio proseguirà anche nella scuola di San Fratello, anche lì il menù, i prodotti vengono cucinati in loco, quindi tante scuole si stanno adeguando, quindi
a proporre ai bambini una mensa di alta qualità. Mensa di alta qualità, e si sta tornando un po' indietro rispetto agli ultimi anni, ai tempi passati in cui diciamo fino a una ventina di anni fa le mense erano quasi tutte in loco, poi c'è stata un'inversione di tendenza anche per una questione di gestione dei costi dei comuni, però si è visto nel tempo che non solo si abbattono i costi, ma chiaramente, come diciamo sempre, si guadagna salute. Quindi il Comune di San Fratello ha già adottato il menù ufficiale da qualche anno. Devo dire che in entrambi i casi, sia Acquedolci che San Fratello, sono state coinvolte le famiglie che in generale non accettano di buon grado il cambiamento rispetto alle abitudini nuove durante la mensa scolastica, perché a casa ognuno di noi ha delle abitudini chiaramente diverse, quindi la paura da parte del genitore di non far mangiare in maniera adeguata i bambini perché magari hanno dei gusti diversi è tanta. Devo dire però che nel tempo i risultati poi si sono visti e si stanno vedendo anche adesso. Vediamo che i bambini apprezzano il pasto a scuola, mangiano anche felici, quindi noi sottolineiamo anche l'aspetto della convivialità, della condivisione del pasto con i compagnetti e con gli insegnanti, quindi anche un momento di festa, ed è importante perché riescono a consumare degli alimenti come le verdure che abbiamo inserito in grossa quantità, ma soprattutto in grande varietà rispetto alle stagioni, riescono a condividerle insieme ai compagnetti, cosa che magari a casa non è. Dirigente, grazie per averci fatto entrare a scuola e per averci parlato dell'istituto comprensivo e soprattutto di come si svolge la mensa scolastica, ma naturalmente noi ci diamo semplicemente un arrivederci. Assolutamente, grazie a voi per averci onorato di questo momento. I nostri alunni erano particolarmente eccitati oggi all'idea di avere la TV a scuola. Sì, ci diamo appuntamento a giovedì per conoscere anche la realtà e la mensa scolastica di San Fratello e poi anche alla scuola secondaria di primo grado a conclusione di questo momento per mostrarvi anche lì come viene vissuta dai nostri ragazzi la mensa scolastica. Qui siamo nel cortile della scuola, ci sono tante attività sia all'interno, sia in classe, sia nei laboratori e poi all'aria aperta. Sì, abbiamo attività extracurriculari ad ampio spettro, abbiamo aderito ai vari PON nel corso di questi anni, come le dicevo prima, la scuola in questi anni della pandemia è stata destinataria di parecchi finanziamenti, di parecchie risorse che noi abbiamo sfruttato appieno, attrezzando tutte le aule di digital board, creando, come vi abbiamo fatto vedere, l'aula STEM, l'aula lettura, abbellendo tutti gli spazi della scuola con questi murales, creando una galleria d'arte all'interno della scuola stessa e poi realizzando anche dei corsi extracurriculari PON di vario tipo. Quest'anno ad esempio faremo dei corsi di scacchi, dei corsi sulla realizzazione di cortometraggi, sulla realizzazione del giornalino online, la Green Community, una infatti sul riciclo artistico, e danza e il coro della scuola, anche perché questa è una scuola di indirizzo musicale e quindi completeremo tutte le nostre attività alla fine dell'anno scolastico, mostrando ai genitori il prodotto finale di tutti questi corsi che realizziamo durante l'anno. Assessore, un benessere che parte dall'alimentazione ma che prosegue anche in altri aspetti della giornata. Certamente, io sono l'assessore alla pubblica istruzione, però voglio sottolineare un ruolo di collaborazione massimale anche con gli altri colleghi della Giunta, anche con l'assessore ai lavori pubblici, perché scuola non è solamente gestione mensa, non è solamente proceduralità dal punto di vista appunto dei progetti, ma è anche struttura, quindi edificio, sicurezza, così come la preside appunto promuoveva tantissimi progetti che sono stati finanziati per quanto riguarda appunto la gestione scolastica. Noi
altrettanto abbiamo portato avanti tanti progetti, tanti finanziamenti per il miglioramento delle nostre strutture. Altri sono in itinere, quindi comunque abbiamo tanti nodi al fazzoletto, come quello che abbiamo fatto insieme poc'anzi dei cibi bio, ma anche tante altre attività che passano attraverso ovviamente l'impegno dei nostri uffici, che riguardano gli edifici scolastici. Grazie ancora dirigente per aver aderito al progetto Mangio Bio Siciliano. Grazie, a presto. Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo un'economia locale e rispetto l'ambiente.